Bentornati al Minuto Politico, come sempre qui accanto a me c'è da una parte l'assessore Ciano Contin, leader del movimento politico Molto Buio, fermo chiaro, e dall'altra invece la nostra valletta Elsa Fagin. Sono io, buonasera a tutti. villetta più che altro, cubatura, se qui Per piacere assessore. No, non iniziamo assessore con le battutacce nei confronti della nostra bellissima Elsa. Grazie anche a lei. Elsa, a proposito, lei che svolge il suo lavoro di raccolta delle ricerche, delle domande che ci arrivano da casa, partiamo proprio da quelle. Allora, ricordo il nostro numero di telefono. Sì? Lo ricordiamo? Sì, me lo ricordo. Bravissimo. Devo fare mente locale. Andiamo al primo WhatsApp di oggi. Da Bolzano si scrive il signor Aldo Adige e ci chiede: Sì, vero. qual è il segreto per far funzionare bene gli uffici del comune? Ah, bella domanda. Bella domanda, grazie, perché è una domanda interessante, perché tante volte c'è un pensiero comune, che è un luogo comune sul personale del comune. Bravo assessore! Ma bravo cosa? Non ha detto niente, non ha detto. Sì, ma l'ha detto benissimo. Ma cosa dice? Esatto. Vede, Si spieghi. Questa dell'inefficienza degli uffici comunali è sì, una sì. piega della nostra Piaga, società, piaga. e invece non è niente vero. Bravo, sfatiamo questo stereotipo. Ci sono sfatiamo. tantissimi dipendenti comunali che lavorano benissimo. Bravissima. Una piada. Le faccio piaga. un esempio anche nel nostro comune. Sì. Una cittadina si è lagnata perché a suo giudizio in ufficio anagrafe non siamo stati pronti a registrare il suo putello subito appena Putello nato. sarebbe il bambino appena nato. Vabbè, quando l'avete registrato? Immagino qualche giorno dopo. Era ora dell'iscrizione in prima elementare, che abbiamo fatto ora a organizzarsi e abbiamo Ma cosa dice? Ma ci avete messo 6 anni per registrare un bambino? Scusi, se ha fatto la primina magari ce ne hanno messi 5. Esatto. Deve sempre scagliarsi contro la PA. Dai, per cortesia. Cosa vuole? Tagli Luogo comune. Luogo comune. Una piada. Tagli dar casa, al personale, gente che avanzava ferie, maternità, robe varie, cavo delle nascite, che ho pensato, cavo qui dell'anagrafe, come facevo? Bravo, garantito? assessore. Ma bravo cosa? Non è la Organizzazione. Senta, non è la soluzione giusta, Sentiamo invece l'assessore Con cosa tutti vuole i fare. debiti che abbiamo in comune, ma lei si rende conto? Noi abbiamo ereditato un buco dall'amministrazione precedente di 800.000 euro, va bene? beh, Cioè, questo non lo sono sapevo. ben più di 799.000. Brava. Comunque sono tantissimi soldi, 800.000 euro davvero. Da quanto siete voi in carica? Noi altri siamo su dal 96, però Ma scusi, dal 96 non c'era neanche l'euro. non appunto, c'era. come hai fatto? Ma per Come hai piacere. fatto a fare Che questo? scandalo. Ma Che cosa? scandalo. No, lo scandalo è piuttosto che Una nel suo piada. comune non vadano bene le cose nell'ufficio pubblico, cioè i Ma dipendenti noi- non si comportino come dovrebbero comportarsi. Attenzione, abbiamo risolto il problema. Oh. Abbiamo risolto il problema con un progetto di cui Cavado poi sul serio fiero. Bravo. Fiero. Il progetto si chiama Municipio Aperto. Bravo, assessore. Senz'altro. bravo, non Cosa? Municipio aperto, l'acrostico. Brava, questa può essere la sigla della Sì, nostra- ma scusi, ma prima di dire bravo all'assessore Ciano Conti, ci spieghi come funziona questo progetto? Municipio aperto. Municipio Aperto è un'iniziativa in cui noi apriamo il nostro comune. I cittadini possono venire a lavorare un giorno al posto di un dipendente comunale. Capiamo cosa fanno in comune. Bello. È Senz'altro. interessante. Lodevole. Molto Grazie, sì. grazie. Com'è andata? Talmente bene che la stiamo ripetendo ogni 15 giorni questa iniziativa. Come mai ogni 15 giorni? Così ne porta avanti il lavoro di 2 settimane e niente se grattemo i totani. Bravo, assessore. Cosa bravo Lodevole. assessore Lassi, Municipio che lodevole, aperto. per piacere. Mi par più una BA. Cioè? Bueada, arrivederci. Assessore. Senz'altro. Anche questa è una piada.